E allora, buonasera a tutti e a tutte. Bentornati al Cinema Arsenale, è un piacere, un onore poter aprire questa stagione 2021-2022 con un grande maestro, Marco Bellocchio, che torna all'Arsenale a trovarci. Grazie Marco veramente, perché questa sera il pubblico che sta per vedere per la prima volta questo film davvero si ritroverà davanti a un film libero completamente. Adesso cercheremo di spiegare da cosa nasce questa libertà e anche quanto pesa questa libertà. Lasciatemi salutare anche chi in questo momento ci sta seguendo sui nostri canali social in diretta e lasciatemi ringraziare For Blue Bay, che è partner per l'evento di questa sera. Dicevamo è complicato parlare prima di un film, però sicuramente delle linee guida nella visione di questo film, che torno a dire e sottolineo veramente libero come dire, libero nel come lo costruisci, nel come lo scrivi, nel come è stato pensato, anche prodotto, e poi la parola libertà, come dire, è un po' una liberazione, giocando su questo concetto, anche in qualche modo di un grande peso familiare che gravava e probabilmente continua a gravare sulla tua famiglia, sulla memoria della tua famiglia. Ma veniamo proprio alla tua famiglia, che hai coinvolto anche proprio, come dire, produttivamente. La tua famiglia era stata già coinvolta in alcuni casi per alcuni corti a Bobbio, già in passato per alcuni lavori anche di documentario. Questa volta il fuoco è proprio su di loro, su tutti voi, quindi partiamo da questo, cioè dal loro coinvolgimento, da quanto è stato complesso, se c'è parte anche della famiglia che stiamo andando a conoscere che in prima battuta aveva delle ritrosie, delle difficoltà ad entrare in un progetto come questo. Effettivamente è sempre difficile, quasi impossibile parlare prima, perché sarebbe naturale parlare dopo, soltanto che dopo devo andarmene. E allora uno dice: ma che cosa può dire prima che possa essere interessante al pubblico? Ma questo è un film fatto in tarda età, e quindi la mia famiglia, i miei fratelli si sono prestati in maniera generosa e sono, come me, protagonisti del film. Lo dico perché nei decenni passati vi erano stati anche dei momenti piuttosto tesi, nel senso che, bene o male, io ho cercato di essere libero, ma più di una volta potevano alcuni dei miei fratelli o familiari riconoscere qualcosa che li riguardava. Faccio l'esempio di Salto nel vuoto, in cui mio fratello Tonino, che era un giudice, poi è morto, e quando lesse la sceneggiatura si arrabbiò, dice: no, tu non puoi farlo, perché lui vedeva nel giudice Ponticelli qualcosa che lo riguardava. Io gli ho detto di no, assolutamente, e sono andato per la mia strada, ecco. Per quelle misteriosamente, misteriosamente, per I pugni in tasca, che effettivamente è un manifesto contro la famiglia, addirittura butto la mamma nel burrone, uccido il fratello, insomma ne succedono di tutti i colori. In quello mio fratello Pier Giorgio mi aiutò a produrlo, nel senso che andammo ad una banca che era la banca commerciale, che adesso non esiste più, è stata incorporata in altre banche, e mi fecero un mutuo per poterlo fare. E quando uscì, la mia famiglia non fece delle... non è che protestò, dice: ma che cavolo hai voluto raccontare? Né mia madre, lo vedrete, c'è un momento, anche credo abbastanza spiritoso, in cui mia madre
mi scrive dopo aver visto I pugni in tasca e mia sorella legge la lettera, ecco, per dire che questo film, in questo film non ho avuto nessun ostacolo, nessuna resistenza. Loro hanno detto quello che si ricordavano o quello che non si ricordavano, perché la memoria, io mi rendo conto che alcune volte uno ha delle certezze su dei dettagli del passato che invece non sono sbagliati, non sono veri, ecco. E ci sono delle testimonianze contraddittorie rispetto a un certo fatto da parte dei miei fratelli che rispondono a ragioni misteriose e in cui non è che loro negano qualcosa in maniera lucida, è che non ricordano, però sono anche smemoratezze o ricordi che nel film hanno un grande peso. Ma il film ha avuto tra l'altro una gestazione molto lunga, perché le interviste che vengono fatte appartengono a degli anni, a dei tempi differenti, distanziate, e anche su questo volevo venire un attimo, perché è un film che, se non erro, mi dicevi sono 5 anni di lavoro attorno alla produzione, ecco, e che nonostante tu avessi pensato ad un film in una certa direzione, è un film che per qualche strana forza, per qualche strana energia che a un certo punto si è andata a sviluppare, ha fatto ritrovare degli elementi e addirittura ha fatto uscire fuori delle testimonianze che tu stesso inizialmente non avevi pensato. No, il film è iniziato nel dicembre del 2016. Naturalmente in tutti questi anni io ho fatto anche altre cose, ho fatto dei film, ho fatto delle cose, ma poi il montaggio si è concluso alla fine del 2020. Nel frattempo, e qui è stato non una fortuna, è stato estremamente prezioso questo tempo, perché progressivamente il progetto si definiva meglio, come ho detto prima, tutta la parte di finzione, di rappresentazione è stata eliminata. Io pensavo di descrivere certi fatti rappresentandoli con gli attori, ma mi sono reso conto che la strada per questo film era un'altra. Era un'altra anche perché io all'inizio non pensavo di stare davanti alla macchina da presa, però ho capito che per questo film era necessario, per la prima volta nella mia vita, io ho iniziato come attore, poi non l'ho mai fatto, insomma, per la prima volta nella mia vita, a quasi 80 anni, sono stato davanti alla cinepresa, ecco, per dire, sono cambiate una serie di cose, nel corso del tempo si sono aggregate al film tutta una serie di immagini, e questa è la finzione di miei film precedenti a cui io non avevo minimamente pensato, dai pugni in tasca a Salto nel vuoto, agli occhi la bocca, anche c'è un'immagine che ho voluto mettere all'ultimo momento, del Gabbiano, un primo piano di Laura Betti del Gabbiano, in cui capisce, sente uno sparo. Ecco, questo stile piuttosto magmatico è venuto un po' alla volta, come anche noi durante una premiazione c'era Ezio Bosso che suonava. Allora noi ci avvicinammo, lui sa, Ezio Bosso, perché io avevo sentito alcune cose e lui però era piuttosto vago, chiedendogli di se lui poteva fare le musiche per questo strano film. Ora poi Bosso è morto, però abbiamo potuto utilizzare un suo repertorio che è estremamente prezioso per il film. Ecco.
Hai parlato di, come dire, di materia magmatica cinematografica che è andata a svilupparsi, no, via via nel tempo. E hai parlato di archivio. Allora, al di là dell'archivio familiare, tuo personale, tra l'altro alcune immagini sono incredibilmente belle, immagino siano state anche restaurate perché ritornano sul grande schermo con una nitidezza di immagine pazzesca. E dell'archivio invece, come dire, più cinematografico inteso come tuoi film precedenti, c'è un altro importante archivio, e tu affondi, come dire, le mani in quello che è l'archivio della storia del Novecento italiano, perché in parallelo, perlomeno raccontando quella che è la vicenda personale, no, di due fratelli che sono cresciuti insieme, che fino ai 29 anni hanno vissuto insieme prima dell'estremo gesto di tuo fratello, racconti proprio varie tappe di storia d'Italia attraverso l'archivio. E in questo senso la cosa molto interessante e profonda è che questo senso di fallimento collettivo che si percepisce da parte della tua famiglia, nello stesso tempo sembra sempre più forte, no, raccontare la storia di un fallimento di un intero paese diviso tra chiesa, no, e partito. Ecco, su questo quanto avevi in testa da la subito? Chiesa ormai me ne ero allontanato, però lì sono gli anni del 68, 69, dell'utopia rivoluzionaria. In un certo senso mio fratello mi dice: Marx può aspettare, aveva ragione lui, era molto più acuto di me in quel momento, anche nella sua disperazione, perché dice: infatti Marx ha fallito completamente, intendendo per Marx i partiti rivoluzionari di quegli anni. Insomma. Quindi questa vicenda privatissima, sia pure per accenni brevi, però fa riferimento a quello che avveniva nel paese in quegli anni. Quelle coincidenze costituiscono un elemento di enorme importanza dentro il film. Ad un certo punto c'è un'immagine che per me è storica, dei tre fondatori dei Quaderni Piacentini, Goffredo Fofi, Pier Giorgio Bellocchio, Grazia Cherchi, e poi ad un certo punto c'è anche un'immagine dei Quaderni Piacentini. Anche i Quaderni Piacentini allora erano di un'importanza politica della sinistra radicale enorme, così come mi pare il quadro di Franco Angeli, che Franco Angeli mi regalò, di Servire il popolo, che ad un certo punto si vede perché in quei mesi, alla fine del 68 e poi nei primi mesi del 69, è in quei mesi che io dissi a mio fratello che la sua salvezza sarebbe stata nell'engagement politico, ma non gliel'ho detto in modo cinico, però quello che gli dicevo era assolutamente inadeguato al suo stato d'animo, per cui lui, in modo quasi sarcastico, mi risponde: Marx può aspettare, che è il titolo, secondo me, molto azzeccato del film. È una storia fortemente personale, fortemente sofferta. Ha al centro appunto questo fantasma che ricorre e che vi insegue, vi ha sempre inseguito negli anni, ma nello stesso tempo il film che stiamo per andare a vedere non è un film squisitamente drammatico, perché la vita è fatta di cose molto differenti e c'è tanto elemento di ironia, addirittura a un certo punto c'è proprio un elemento di sarcasmo, soprattutto in un paio di esternazioni, lato anche qui clericale, diciamo anticlericale, in alcuni momenti che alleggeriscono il momento di dramma e fanno tirar fuori veramente un elemento molto presente nel tuo cinema, che è una ironia, anche talvolta anche un cinismo di fondo che è molto presente. Mi racconti un po' questa, visto che andiamo verso la conclusione, anche dicevamo di libertà totale, hai avuto anche la libertà personale di poter mettere dei momenti di leggerezza e di accompagnare lo spettatore davvero in un racconto molto intimo, personale, ma dove si fanno anche delle risate, ecco, davvero interessanti. Non lo so. No, però certamente
l'ho notato perché ormai il film ha una sua piccola storia, perché è stato presentato a Cannes, certo, in luglio, quindi breve, però sì, io ho visto che non è un film lugubre, non è un film per cui nessuno spettatore, poi magari alcuni spettatori possono averlo pensato, mi ha detto ma che cavolo vuoi da noi, ma perché ci vieni a raccontare questa storia? Nel senso che è una tragedia, però è raccontata ma neanche, non con cinismo, assolutamente, però con dei poveri cristi, delle povere persone che in qualche modo adesso sinceramente si pongono delle domande e si confrontano. Per me è molto importante, sia pure in quella scena breve in cui io parlo con i miei 2 figli, quando mia figlia dice ma tu cosa gli hai risposto? Adesso poi voi lo vedrete, insomma. Per dire che per quel poco che so che ho avuto delle reazioni fortemente emotive anche da giovani, molto anche da coetanei miei, più giovani, però anche da dei giovani, perché evidentemente non è che ognuno debba avere la stimmata di un suicidio familiare, ci possono essere, come dicevo prima, tante infelicità che comunque si acchiappano, si aggregano, vengono calamitate da questo fatto e che sono innumerevoli e innumerevolmente diverse, che non hanno bisogno del tocco finale di una tragedia come quella. Però le conosciamo tutte, insomma, l'angoscia, la insoddisfazione, l'incertezza, il non capirsi, l'odio o l'indifferenza che circola tanto spesso nella vita familiare. Ecco. E forse per questo, al di là del che non è obbligatorio per capire questo film aver avuto un morto in famiglia, però forse c'è questa attenzione, c'è questa commozione, ecco. Però non dico altro, è meglio che voi lo vediate. Dall'infinito applauso del Festival di Cannes, dove sei stato insignito della Palma d'Oro d'onore alla carriera, siamo veramente felici di ospitare il tuo film qui in Arsenale e quando dici mi ha meravigliato, mi ha molto colpito che piaccia a generazioni molto differenti, anche ai giovani, io ritengo che l'elemento di grandissima umanità che è presente in questo film tocca veramente tutti noi. Grazie Marco Bellocchio per essere stato con noi a introdurre questo film e a tutti voi una buona visione. Grazie, veramente grazie.